Ritorna lunedì in gol dopo le sospensioni, ritornano le immagini del calcio dilettanti. Come sempre in questa trasmissione rivivremo la giornata dei campionati dilettantistici tramite la rassegna stampa e poi appunto i nostri servizi dalla seconda categoria fino alla Serie D. E allora partiamo proprio dalla seconda, siamo scesi in questa categoria a scoprire una di quelle squadre che sta facendo parlare di sé, ovvero il Real Udinese. Ha pareggiato sabato in anticipo con il Trivignano e viene raggiunta in classifica dal Faulgis, l'altra grande, due realtà che stanno investendo molto per arrivare subito in prima categoria, in fretta. Questa settimana proprio ospite anche del Le Montagne, la trasmissione curata da Simone Fornasiere, in onda il venerdì sera. In prima serata ci sarà proprio ospite il Real Udinese di Barei, che abbiamo ripreso in casa contro il Trivignano, è finita 1-1. Allora partiamo questo lunedì in gol e con questa novità, appunto, dopo le sospensioni noi ritorniamo alla grande e partiamo proprio dalla seconda. Il primo servizio e le interviste. Torna il campionato dopo le sospensioni e c'è anche la seconda categoria su FVG Sport Channel. Real Udinese contro Trivignano, viene pressato dalla difesa del Trivignano, prova a trovare spazio. Bravo. Dindo mette al centro, sotto porta e Cocchione al riflesso giusto per fermare la spaccata col destro di Pinescarella. Il calcio d'angolo, palla che passa, Gimillaro. Real Udinese 1, Trivignano 0 e Gimillaro in gol. Numero 7 vuole concludere col destro direttamente in porta, c'è bisogno anche del tuffo, resta lì Berneci, ci rimette al centro, non riesce però a servire Pinescarella che poi perde palla e commette anche fallo. Calcio di punizione di Donna, gioca centralmente, arriva Dindo, forse un braccio, calcio di rigore, fallo o braccio che sia, è rigore. È rigore per il direttore di gara, quindi la possibilità per il Real Udinese. No, è calcio di punizione. Purtroppo anche questa volta dalla nostra postazione non siamo riusciti a vedere se il contatto si era concretizzato in area o meno. Dindo col destro respinge Conchione e resta quindi sempre 1-0 la sfida qui in anticipo di seconda categoria. 41esimo superato, Battistutta centralmente, Trivignano 1, Real Udinese 1, il pareggio al 42esimo. Ha deciso Zorzenon, esulta il Trivignano perché ha strappato un punto qui nella tana della capolista. Adesso il Faulgis potrà raggiungere il Real Udinese, resta per una notte in testa da solo, finisce 1-1, gol di Gimillaro, pareggio di Zorzenon. Punto che fa morale, perché alla fine giocare qua con la prima classifica, noi eravamo in 15, quindi eravamo contatissimi, con un infortunio al primo tempo, e recuperare al 90esimo secondo me è una grossa iniezione di orgoglio e di entusiasmo, insomma, perché mancava un po', no? Quindi... Avete comunque giocato, sempre cercato di giocare, alla fine pareggiando che meritatamente. Sì, secondo me questa è la filosofia del mister, che ha voluto fin dall'inizio, dal primo giorno, ha voluto impostare questo tipo di gioco. Le caratteristiche ci sono perché la qualità tecnica ce l'abbiamo, dobbiamo avere un po' più di personalità, però pian piano stiamo crescendo, qui siamo contenti contro una grande squadra, insomma, ecco. E con Chione cosa si fa in seconda categoria? Si diverte fra amici perché è un bellissimo gruppo e quindi sta riscoprendo un po' il piacere di giocare a calcio fra amici, quello che mi mancava un po' negli ultimi anni. Occasione persa? No, ci fa capire che nessuno regala nulla e che l'umiltà è una delle prime cose che bisogna mettere in moto. Voi vi sentite sempre i favoriti? Ma tutto il campionato, che noi e il Faulgis una domenica siamo favoriti noi, una domenica loro. Faulgis ha l'occasione per poterci raggiungere, non superare. 10° gol di Gimillaro, una delle garanzie di questa squadra. Il bomber siciliano abbiamo noi. Il Gimillaro è una colonna di questa squadra, ci mette sempre il massimo dell'impegno. Forse oggi qualche suo compagno avrebbe dovuto seguire un po' più il suo esempio. Avete
Avete sentito un presidente Barei e mentre prima abbiamo sentito Conchione, il portiere del Trivignano, sceso in seconda, naturalmente, che aggiunge qualità a questa squadra che sta lottando per i playoff. Ma il presidente Barei ha chiuso con anche un po' di polemica, diciamo, è uno che non le manda a dire, il patron, diciamo così, del Real Udinese, è tutta sua questa creatura, pensate, 2 squadre, l'altra è la Stella Est, con cui sta cercando di salire in categoria e sta cercando, questo è lo scopo vero, di portare un po' di categorie che contano a Udine, una zona dove ovviamente non vive in realtà di calcio dilettanti, se ci pensate, c'è l'Udinese, poi ci sono settori giovanili come l'Ancona, il Donatello, ma una squadra di Udine in grandi categorie non c'è nel panorama dilettantistico. E proprio Barei su questa questione interviene sottolineando come però il quartiere, secondo lui, risponda troppo poco. Sentiamo Barei. Noi 4 anni fa abbiamo preso in mano questa società con tutte le difficoltà che comporta. Troviamo che questo quartiere ci aiuta poco, ci appoggia pochissimo. Questo è un quartiere dove tutto è gratis e dovuto, c'è grande partecipazione, dove invece bisogna fare qualcosa e lavorare quel minimo che serve per una società di calcio, tutti si dileguano. Sicuramente il comune di Udine ci sta cercando di aiutare nei limiti del possibile con i problemi economici che ci sono al giorno d'oggi, che tutti conosciamo. Però queste 2 squadre, perché Real Udine Est e Stella Est, giocano per i vertici del campionato e veramente questo quartiere qua non se n'è neanche accorto. E continuiamo, allora adesso saliamo, dalla seconda passiamo alla prima categoria, iniziamo che con la nostra rassegna stampa. In prima categoria C c'è lotta tra Cormonese e Breg, 2 squadre che stanno lottando per il primato, con distanze minime. Pensate, in prima B 3 squadre in testa, resta invariato l'equilibrio, mentre ci arriveremo in prima categoria girone A è dominio assoluto del Pravis Domini. Prima categoria girone B, dicevamo, resta questo trittico in vetta, come sottolinea nel punto il Gazzettino, in vetta è sempre trittico appunto, perché il Diana ha pareggiato 0-0 col Gonars, quarta in classifica, non ha approfittato la squadra di Seretti del pareggio tra Aurora e Reanese Messaggero Veneto, pari incolore senza reti tra Aurora e Reanese. Questi 0-0 lasciano tutto invariato. Noi c'eravamo per seguire questa sfida tra le 2 capolista, la squadra di Peressotti e di Dodorico, finisce 0-0, una gara sostanzialmente equilibrata. Le immagini. Aurora e Reanese si affrontano a Remanzacco per il primato in classifica in prima categoria girone B. Ne uscirà una partita equilibrata che conferma come l'Aurora abbia raggiunto il livello della più continua capolista, che deve forse ritrovare solo un po' di cinismo sotto porta per restare sempre in testa. Sfida nella sfida quella tra i mister. Peressotti e Dodorico vengono richiamati entrambi dall'arbitro, si scambiano spesso opinioni o cenni di intesa. Alla fine nessuno supera l'altro. I 2 allenatori duellano e cercano di indicare ai loro uomini la via per il gol, ma il campo pesante limita il gioco e l'imprecisione avrà la meglio. Primi tentativi della Reanese, che si fa leggermente preferire nel primo tempo. Dalla distanza Moroso, poi Mazzone, creano qualche patema Cicuttini. L'Aurora risponde con un destro potente di Nicolettis. Il capitano poi è rapido in area a giocare d'anticipo e spazzare dopo l'appoggio di prima intenzione di Mazzone. Le conclusioni dalla distanza continuano. Scalzo prima e Masetti poi ci provano, meglio il secondo, ma il gol non vuole proprio arrivare. Lenisa intanto arriva sbilanciato alla conclusione. Molto più pericoloso è in realtà Comelli. Così scivola via il primo tempo, tiri da fuori tanti, in aria si entra poco, lo fa bene Mazzone, ma al momento del tiro è troppo debole. Nella ripresa la Reanese ha 2 occasioni per passare in vantaggio, ma di sopra sbaglia e Trevisanato fa arrabbiare il mister quando calcia debolmente su Cicuttini dopo la sua azione personale. L'Aurora chiude occupando totalmente la metà campo degli avversari, ma non riesce a far male.
Finisce 0-0 lo scontro diretto e tutto resta invariato. Prima categoria girone B. Abbiamo visto le immagini di questo scontro diretto. Era interessante l'anticipo del sabato in prima categoria girone A tra il Pravis Domini prima in classifica, il Teor secondo, anche se con distanze già notevoli, insomma, per capire anche se questa marcia della squadra di Rauso poteva trovare degli intoppi, insomma, o se c'era un barlume di equilibrio in questa categoria. Beh, la prova, qualche indizio c'è stato che questo Teor è sicuramente una squadra da quartieri alti, e ha messo in difficoltà Pravis Domini, ma Rauso e i suoi ragazzi non ne sbagliano una, segnano in ogni modo, stanno benissimo, vincono e la classifica parla chiaro, 48 punti in classifica, sotto c'è il vuoto, c'è l'Union Pasiano, ok, a 36, poi ci sono le altre a 33, ma sono distanze già elevate, insomma deve succedere davvero un terremoto perché il Pravis Domini perda questo campionato. E nel Gazzettino nel punto si dice infatti Pravis Domini relax in vetta, mentre l'Union, sempre Gazzettino, sorpassa il Teor perché con la vittoria sul Pasiano importantissima, vinto la vittoria per 2-1, sorpassa il Teor, va al secondo posto l'Union Pasiano, ma la distanza a Pravis Domini resta appunto elevata. La capolista quindi vince anche sul campo di Teor, vince 2-0, 2 gol molto belli. Noi c'eravamo al servizio di Davide Pettarini e poi le interviste. All'inconsueto orario delle 17 va in scena lo scontro al vertice del girone A di prima categoria tra la capolista Pravis Domini e i padroni di casa del Teor, diretti inseguitori in compagnia di Pasiano e Caneva. Furono proprio gli uomini guidati da Mister Davì i primi ad infrangere all'andata la porta dei blu-arancio, finora assoluti dominatori di questo girone. Ma questo dato non sembra spaventare gli ospiti che già al primo minuto creano un primo pericolo con un bel destro dalla distanza di Grotto. Il Teor non fa attendere la risposta e si porta subito dall'altra parte innescando Consorte che pecca di precisione con il sinistro. La partita è viva e al quinto ci prova nuovamente per i padroni di casa Comisso che però sfiora solamente la traversa. Passano 2 minuti e si scatena tutta la forza del Pravis Domini che grazie a questa fantastica giocata di Grotto che dopo aver scartato 3 difensori si accentra e fa partire un destro che non lascia scampo a Picci. Trova il gol del vantaggio un po' a sorpresa, colpendo i giallorossi in un momento per loro decisamente positivo. Rivediamo la prodezza del numero 10 ospite che si gode il meritato abbraccio dei compagni. A questo punto, uno dopo l'altro, i 3 episodi che al 10°, al 12° e infine al quarto d'ora taglieranno definitivamente le gambe a un Teor davvero combattivo ma a tratti molto sfortunato. Nei primi 2 casi il contestatissimo fischietto Cristin di Cervignano decide di non assegnare 2 rigori che hanno sempre gli stessi protagonisti, Consorte da una parte e Bara dall'altra. Il primo forse accentua un po', ma gli estremi per il fallo sembrano comunque esserci. Ma il riscatto per Consorte non arriva neppure quando il suo pallonetto batte Vivan ma incoccia sulla traversa, con Faggian che salva sulla linea e infine spazza per lo sventato pericolo. Ed è così che, come spesso accade, un gol mancato si traduce in un gol subito. E infatti solamente il 16°, quando grazie ad un altro gol splendido, questa volta in rovesciata e con la firma di Fiorotto, il Pravis Domini si porta sul 2-0. È una vera doccia fredda questa per gli uomini di Davì che mentre Grotto e compagni ancora festeggiano la rovesciata perfetta del loro numero 9, tra le fila di casa già serpeggia la consapevolezza che rimontare lo svantaggio sarà quasi impossibile nonostante la partita sia appena iniziata. Il Teor però ci prova comunque per tutto il primo tempo creando più pericoli anche all'interno della stessa azione, come al 23° con Lunardelli e Duranti o al 25° con Carnielutti bravissimo a lasciare sul posto Faggian ma poco concreto quando si fa deviare sopra la traversa da Vivan, un gol che sembrava già fatto. Ottima in generale la prova del numero 1 ospite che anche al 32° si fa trovare pronto su un insidioso destro al volo dalla distanza di Zago. Nel secondo tempo il Pravis continua a chiudersi bene e a gestire la gara, complice anche la stanchezza, si assottiglia la mole delle occasioni, anche se il Teor continua a metterci carattere ma senza centrare mai lo specchio della porta, né con Consorte né con Piticco, che di collo destro la mette di poco alto, sopra la traversa. Dall'altra parte anche Picci non si fa trovare impreparato di fronte ai tentativi di una delle forze fresche inserite da Mister Rauso nella ripresa. Longato si fa prima respingere un sinistro dalla distanza e in seguito manca lo specchio della porta con un diagonale ravvicinato al termine di un'ottima giocata personale. Si spegne così anche il secondo tempo, meno brillante del primo e molto spezzettato da falli e infortuni, ma comunque onorato dalle 2 formazioni in campo. Esce vittorioso il Pravis Domini, ma i padroni di casa non hanno sfigurato.
E oggi abbiamo affrontato la prima in classifica, ci siamo presentati a questo scontro essendo secondi in classifica, diciamo un po' a sorpresa, perché quest'anno il nostro obiettivo principale era la salvezza ed è ancora la salvezza. Ci siamo posti l'obiettivo quest'anno di raggiungere 40 punti, adesso siamo a 33 e ancora dobbiamo raggiungere il nostro primo obiettivo primario. È normale che ci fanno gol nei playoff, è normale, però io sono abituato nella vita a pormi degli obiettivi e quindi anche quando alleno pongo degli obiettivi ai giocatori e noi il nostro gruppo si è posto quest'anno l'obiettivo primario a inizio stagione di arrivare a 40 punti, ce ne mancano 7 e fino a quando non abbiamo raggiunto quell'obiettivo lì che sono le motivazioni con cui si va in campo, che c'è l'obiettivo da raggiungere e quindi si cerca di raggiungere più velocemente possibile, quando lo avremo raggiunto riusciremo a ragionare su qualcos'altro. La nostra squadra effettivamente ha un'età media abbastanza alta, però i giocatori fino adesso, a parte oggi che secondo tempo eravamo un po' sulle gambe, dovuto anche al campo sicuramente pesante, fino adesso avevamo fatto dei secondi tempi sempre in crescendo, quindi è stata una partita un po' in controtendenza. Noi abbiamo lavorato bene sotto le feste di Natale e spero che la nostra condizione fisica ci accompagni fino a fine campionato. Noi abbiamo creato comunque 4 nitide opportunità a gol e diciamo che c'erano 2 rigori abbastanza netti a nostro favore. Ciò non toglie che naturalmente Previs Domini ha vinto la partita meritatamente. Potevamo sicuramente riaprire la partita sulla traversa di Consorte che è arrivato tu per tu col portiere, però siamo stati un po' sfortunati. Io credo che Previs Domini sia via a vincere il campionato con merito e diciamo che è la miglior squadra in assoluto. E merita anche l'allenatore avversario Pino Rauso, che è un mio caro amico e reputo che sia un allenatore veramente uno dei migliori adesso in circolazione, specialmente nelle nostre categorie. Sì, è stata una gara difficilissima contro un avversario durissimo, non per niente sono secondi in classifica, su un campo pesantissimo, quindi il risultato per noi è più che ottimo, direi. Grande prova dei ragazzi che hanno dimostrato ancora una volta di essere grandi. Allora, noi inizialmente l'obiettivo era quello di centrare la zona playoff, ovviamente adesso siamo lì per cercare di arrivare fino alla fine mantenendo la posizione di testa. Dobbiamo comunque ancora dare il massimo, continuare in questa maniera. Noi avevamo 12 punti di vantaggio da 2 squadre e il Caneva era a 13, quindi comunque se domani Pasiano e Caneva dovessero vincere il vantaggio rimane inalterato con una partita in meno. È il momento di parlare della promozione Girone B. Come dice il Gazzettino nel suo punto, testa e coda senza sussulti. Non arrivano, si incontravano le prime della classe contro le ultime. Una di queste gare è stata rinviata a Trieste, dove Esne terzo non si gioca per impraticabilità del campo. Ha giocato lo Zaule, che invece ha vinto proprio con la Pro Romance, anche se, come dice il Piccolo, la Pro Romance contesta l'azione del gol. La squadra dei Cossettini non ci sta, proteste del pubblico, dei dirigenti sul gol vincente di Zigon, espulsi e allenatore e massaggiatore locali, quindi è stato molto contestato. Purtroppo questo gol noi non possiamo mostrarvelo, ma ci limitiamo alla nostra rassegna stampa, quindi questo lo riporta il Piccolo. 1-0, lo Zaule vince e continua a restare in testa alla classifica grazie al gol decisivo di Zigon, appunto. Vince la Juventina, vince anche il Tor Viscosa, che resta quarto in classifica con difficoltà, ma basta una rete di Godeas per riuscire a battere il Ronchi. Quindi in alto corrono, in basso continua la marcia molto lenta, classifica come potete vedere invariata, quindi in testa, e in basso Risonzo sempre più ultimo col Pro Romance, poi terzo Ronchi, Sevegliano. Attualmente queste squadre si dovrebbero giocare appunto i play-out, mentre è arrivato un punticino per Vannatisone e Pro Cervignano, si dividono la posta, come dice il Piccolo, e 2 squadre che al momento sarebbero salve si accontentano dello 0-0, di un punto che lascia la loro classifica non brillantissima, ma comunque possiamo dire così, non vanno a comprometterla. Chi deve stare attenta ormai è la San Giorgina, 24 punti in classifica, anche ieri in casa non riesce a vincere, in una gara, come dice il Gazzettino,
dove c'è stata grande noia, San Giorgina e oltre, noia in campo, davvero una brutta partita. Questo 0-0 dice che insomma la San Giorgina dovrà guardarsi attentamente le spalle e l'oltre invece manca qualcosa, manca sempre quello scatto per stare davvero in scia playoff o per starci dentro in questa zona playoff come aveva dimostrato per una parte del girone di andata. Simone Fornasiere ci racconta questo 0-0 e la vittoria di misura ma preziosa del Tor Viskosa sul Ronchi per consolidare il quarto posto ai servizi. Partita scialba e noiosa a San Giorgio di Nogaro, di fronte due squadre con obiettivi diametralmente opposti. Da una parte la San Giorgina alla ricerca di una tranquilla salvezza senza passare dai play-out, dall'altra un oltre che invece gli spareggi finali li vuole, ma quelli per tentare il salto di categoria. Primo tempo davvero brutto, con pochissime occasioni, che non creano alcun pericolo ai due portieri, a partire da quella creata dai padroni di casa al quinto minuto, con un'apertura sull'out di sinistra di Diminuto, per la battuta di Zaninello fuori. Al 20° sempre San Giorgina a farsi vedere e questa volta è Coppino a cercare la soluzione personale, con un colpo di testa che non va a centrare la porta di Zanier. Ripresa che dà l'illusione di essere più viva, dato che, dopo nemmeno un minuto dal fischio di Sussi, l'oltre prova ad impensierire la retroguardia di casa portando Bois alla conclusione a giro, sulla quale non riescono ad intervenire né Flebus né Amanquà. Al minuto 17 l'occasione più nitida di tutto il match è della San Giorgina ed è ancora portata dalla testa di Coppino, pronto a raccogliere sul palo più lontano l'invito pervenutogli direttamente da calcio di punizione, trovando però la deviazione di Zanier a fermarlo. Pareggia al conto delle occasioni l'oltre, 4 minuti più tardi, con la giocata Subiaz a Manquà che porta quest'ultimo alla battuta finale, che chiama Flebus all'intervento plastico. Cala ancora il ritmo del match che non regala sussulti se non questo calcio di punizione da buona posizione che l'oltre sfrutta male con la palla che si perde sul fondo. Troppo poco per un match dalla quale ci si aspettava di più. Con le immagini girate da Maria Luisa Bertogna vediamo il rilancio del Tor Viskosa, ne fa le spese il Ronchi che va a perdere 1-0, siamo in promozione, girone B, decide e segna ancora Godeas è lui a inaugurare le occasioni da gol di questa partita, cross forte teso al centro, non riesce ad avere il giusto impatto con il pallone Pitta, la reazione poi del Ronchi con questa punizione, la torre alla fine, il colpo di testa di Gabrielli parato da Buso, grande occasione per il Ronchi per passare in vantaggio, si va dall'altra parte e la palla dentro è quella di Veneruz, Pitta che la controlla, prova la grandissima giocata, alla fine con il sinistro riesce anche a liberarsi, mette un pallone al centro però dove non c'è nessuno, occasione da calcio d'angolo poi per il Tor Viskosa, il pallone che danza al limite dell'area di rigore, non è finito poi perché arriva il missile di Veneruz, lo respinge con i pugni Alessandria, il portiere del Ronchi, si rivede allora la squadra con la maglia verde, Veneziano che ci proverà al volo, non granché sinceramente il suo tentativo, tutto facile per Buso, arriva allora il momento del gol partita, il pallone che scorre sulla destra, arriva un intelligentissimo velo al centro dell'area di rigore, il piattone di Godeas vale l'1-0 per il Tor Viskosa, sarà il gol che deciderà la partita tra Tor Viskosa e Ronchi, da rivedere la preziosa giocata a centro area, il velo, poi il piattone, niente da fare per Alessandria, portiere del Ronchi, l'esultanza dei giocatori del Tor Viskosa, finisce così il primo tempo con il gol fondamentale di Godeas, inizia così invece il secondo tempo, sempre con Godeas, questo tentativo che sibila alla sinistra di Alessandria, avrà una grande occasione però il Ronchi per pareggiare la partita, un grandissimo destro di Michelini, alto però sopra la traversa, non impensierisce Buso, era un gran destro, un'ottima occasione per pareggiare, avrà invece l'occasione per chiuderla definitivamente la partita il Tor Viskosa, ancora Veneruz, il pallone al centro dell'area di rigore, non arriva a Pitta, arriva ancora Godeas che controlla, poi il destro con la punta quasi, pallone che non entra per questione di centimetri, ma basta così, vince il Tor Viskosa 1-0. Passiamo in promozione Girone A, dove qualche servizio in più fortunatamente c'è da mostrarvi. Partiamo però guardando la classifica di questa categoria, partiamo dal fondo della classifica. Gravis continua in questo suo ultimo posto, ma attenzione, guardiamo la zona play-out. Caporiaco, Sesto Bagnarola, Camino e Cordovado
che dovrebbe spareggiare col Flumignano 23 punti, ma vicinissimo ormai c'è il Fagagna a 24 punti, un Fagagna davvero in crisi, come dice il Messaggero, che definisce una sorpresa il Flumignano che sbanca Fagagna con un tris, rossoneri in crisi, questo è il titolo. In foto c'è proprio Sepulcri, che è il mister del Flumignano, terza vittoria esterna della sua squadra, che sta cercando di arrivare alla salvezza in un campionato naturalmente non facile, e adesso sarebbero 23 punti, come detto ci sarebbe uno spareggio, ma accorcia soprattutto con questa vittoria su questo Fagagna in crisi, come detto, di risultati, e vedremo questo 3-1. Nel girone di andata Furlano stava guardando più che altro la zona playoff, man mano passano le giornate, questa si è allontanato e deve occuparsi di altre questioni. Mai è stato così in difficoltà il mister come in questa stagione, nella sua recente carriera da allenatore. Il posto del Fagagna lo ha preso francamente il Brian che ha vinto 3-1, camino annientato, dice il Gazzettino, dalla tripletta del Brian. Camino che non riesce a scattare, resta a 22 punti, quindi sempre in questa zona play-out, dove si è allontanato invece il Brian, che con 28 punti adesso è ufficialmente rientrato in zona play-off. Quindi il mercato ha portato i suoi frutti, come sperava la dirigenza e il presidente Chiandotto. Quindi sorti diverse per Fagagna e Brian, che naturalmente una adesso è entrata in crisi, l'altra invece ne è completamente, possiamo dire, uscita. Quindi vediamo il gran risultato ancora del Flumignano di un ottimo Sepulcri, e poi con il servizio di Fornasiere il tris di sabato a cammino del Brian. Vince e si allontana dalla zona calda il Flumignano, che passa 3-1 sul campo della Profagagna che ringraziamo per le immagini. Profagagna che va in gol dopo pochi minuti di partita, c'è però la netta posizione di fuorigioco, quindi gol annullato per la Profagagna, e Profagagna che ci proverà ancora qui con questo destro parato da Nardone. Meglio i padroni di casa nell'avvio di partita, guardate però come va a segnare l'1-0 il Flumignano. Primo tentativo da fuori, poi il pallone che si impenna, rimane a centro area, un rimpallo, si impenna ancora, alla fine lo mette in rete con questo colpo di testa pazzesco. Comuzzi all'angolino dove non può, o forse non riesce, che sarebbe meglio dire, arrivare il portiere della Profagagna. Gol rocambolesco per l'1-0 del Flumignano, la reazione della Profagagna, questo colpo di testa debole però che finisce lontano dalla porta del Flumignano. La Profagagna ancora sempre da calcio d'angolo, il pallone va sulla destra, poi arriva questo cross a centro area, altro colpo di testa, questa volta fuori sul primo palo. Siamo già nella ripresa con le immagini, ancora la Profagagna che prova la reazione, prova ad agguantare il pareggio al Flumignano. Qui c'è questo destro, pallone che viene parato, però la gran parata di Nardone in questo caso. Ancora Profagagna, guardate qui cosa succede a Burelli, prova il colpo alla Ibrahimovic, alla fine arriva ancora la parata di Nardone, pallone che si era impennato, aveva provato la grandissima giocata a Burelli, allora potrà poi approfittarne il Flumignano in contropiede. Il pallone sulla destra è troppo alto per questione di centimetri per Santos, sbilanciato all'indietro, cade e non riesce a colpire di testa verso la porta, si mangia un altro gol poi il Flumignano, errori che potrebbero costare caro. In realtà arriverà il 2-0 del Flumignano, accorcia però le distanze la Profagagna con il colpo di testa di Nicoloso, sembra riaperta la partita col colpo di testa, il bel gol di Nicoloso, non può farci niente qui Nardone, anche se tocca per un attimo, però ne finisce lo stesso in rete. Partita riaperta, dicevamo, niente affatto, partita strachiusa da Codromaz con il sinistro, e il 3-1 del Flumignano, sbancato il campo della Profagagna. Vittoria meritata per il Brian in casa di un Camino che è parso un po' sottotono al cospetto di una squadra, quella di mister Nerino Barel, che ha dato l'impressione di avere sempre in mano il controllo della gara. Da rivedere però il reparto difensivo del Brian, che ha concesso qualcosina di troppo, cosa di cui non ha saputo approfittare un reparto offensivo poco incisivo del Camino. Basta un minuto al Brian per trovare il vantaggio sugli sviluppi di una rimessa laterale prolungata da Araboni e finalizzata in rete dal preciso destro di Barraco.
Ancora Brian a cercare il raddoppio e, al 17esimo, Araboni ci prova con un colpo di testa in precarie condizioni di equilibrio. Facile preda di Breda. Ancora la squadra di Precenico avanti e qualche minuto dopo, da cross di Cardin, ci prova Arcuri senza però impensierire Breda. Al 30esimo, ancora sugli sviluppi di un corner, il Brian porta alla conclusione da fuori Cardin, ma il suo tiro si perde altissimo. Faticano ad arrivare occasioni nette e, a pochissimo dall'intervallo, il Camino ha la prima grande occasione per agguantare il pareggio. Cross dalla destra di Malisani e Ottogalli anticipa tutti, Zanier compreso, mandando alto però il colpo di testa da pochi passi. Ripresa che si apre sulla falsariga della prima frazione, con il Brian che ci impiega poco, 2 minuti per l'esattezza, per trovare il raddoppio. E Gualla serve in profondità Durmisci, che ringrazia Casco dell'errore e batte Breda in uscita. Sembra chiusa, ma una disattenzione della difesa del Brian la riapre al minuto 12, quando lascia tutto solo Mainardis di ricevere una spizzata di Dozzi su azione di calcio d'angolo e infilare Zanier, seppure in non perfette condizioni di equilibrio. Ma bastano 5 minuti a Durmisci per chiuderla e siglare la terza rete di questa stagione al Camino, approfittando della caduta di Casco per evitare anche l'uscita di Breda e depositare in rete a porta sguarnita, nonostante il tentativo di recupero della difesa di casa. Si chiude praticamente lì, con il Camino che accusa il colpo, provando l'ultimo tentativo nei minuti di recupero, ma il tiro del neo entrato Rinaldi si perde altissimo. Vince il Brian che va a festeggiare sotto i suoi tifosi e continua la marcia verso un piazzamento playoff. E continuiamo con la promozione Girone A. Innanzitutto la vetta rimane granata, lo dice subito il Gazzettino in apertura, come vediamo. Il Cordenons vince 2-1 col Bannia e continua a mantenere il suo primato +2 dal Torre, grazie al gol di Xian al 43esimo. Bannia invece che comincia a perdere un po' contatto dai quartieri alti, un Bannia che si avvicina al grande derby col Fiume Veneto, che probabilmente si giocherà di domenica, solo domani lo sapremo. Tante società, a causa dei recuperi, infatti tante società di promozione hanno chiesto di giocare di domenica comunque, perché il turno infrasettimanale purtroppo ha portato degli scompensi, insomma, e quindi sabato nel nostro calcio programmato dalla federazione, tutta la promozione in campo, Girone A, non sarà perfetto a causa appunto dei recuperi che sono stati inaspettati. Quindi vedremo se ci sarà l'anticipo o meno. Questo derby comunque noi lo seguiremo anche i recuperi, vi avviso subito, come possiamo vedere in grafica. Vi aspetto mercoledì 12 febbraio, vi aspetto fra 2 giorni con la giornata intera in diretta. Si parte alle 14:30 con la gara di Coppa Italia del Chions, diretta televisiva con collegamenti da studio per aggiornarvi poi su quello che sta accadendo sugli altri campi che giocano nel pomeriggio. Alle 18 vi proponiamo San Daniele Fontanafredda, alle 20:30 noi saremo in studio a commentare tutti i risultati con i nostri ospiti, a vedere i servizi delle gare giocate nel pomeriggio, e su streaming, e noi la commenteremo e ve la proporremo anche a sprazzi in TV, la gara del Flaibano col Cordenons. Gara importante perché il Flaibano gioca contro la capolista dopo aver battuto proprio in un recupero il Torre, no? Che proprio Flaibano perse il primato, quindi il trono del Cordenons verrà messo alla prova in casa dei ragazzi di Pizzolitto, che sono terzi a 35 punti, un po' distanti perché ieri sono stati sconfitti 2-1 dal Fiume Veneto Bannia. Questo è accaduto per quanto riguarda l'alta classifica. Ha risposto invece bene il Torre battendo 3-1 il Lignano. Viola, tripletta senza paura, dice il Gazzettino nel suo titolo, mentre il Messaggero Veneto titola rimonta Torre, 3 sberle al Lignano. Insomma, un Torre che ha ripreso la sua corsa all'inseguimento al Cordenons, e adesso naturalmente con la classifica verrà messa alla prova con la sfida di mercoledì, interessante come detto, Flaibano Cordenons. Chi invece, il Flaibano ancora una chance per restare in scia di Cordenons e Torre mercoledì, chi invece sta perdendo terreno è il Porcia. 34 punti, frenata
È andata in casa dal Caporiacco con il pareggio, finita 1-1 questa gara, e insomma la squadra di Dapieve è entrata in una sorta di crisi di risultati, mentre sono piccoli passi importanti per il Caporiacco di Lorenzo Berlasso. Questa partita è il momento di vederla, vediamo cosa è successo a Porcia e poi vediamo come questo Torre manda segnali al Cordenons, vincendo nettamente con Lignano, che interrompe la striscia utile di 11 risultati consecutivi. Vediamo. Con le immagini di Mirko Fadelli, l'1-1 del Porcia contro il Caporiacco, un'impresa per come è andata la partita, quella degli ospiti. Subito il Porcia, il colpo di testa che finisce a lato, si partiva d'azione di calcio d'angolo, inizia alla grande la squadra del Tita da Pieve, ma sprecherà tantissimo. Questa è la prima occasione gettata al vento da Zambon con l'uscita sbagliata di Dallarche, non riesce Zambon a correggere il pallone in rete, la porta era praticamente vuota, ancora Porcia, pericolosissimo il destro, questa volta a botta sicura, viene salvato sulla linea, sbaglierà di tutto il Porcia nel primo e nel secondo tempo. Qui Cecchetto da 1 metro dalla porta, pallone che finisce altissimo, ancora a Porcia, la punizione dalla destra di Sirigu, la semi rovesciata, questa volta è un miracolo invece di Dallarche, il portiere del Caporiacco che rimarrà anche in 10 per questo doppio giallo e quindi rosso per Vit. Caporiacco in 10 uomini dovrà affrontare così la ripresa, la squadra ospite l'affronta però con il piglio giusto perché va vicina al vantaggio già dopo pochi minuti. Questa è una gran parata di Verardo, a sorpresa poi il Caporiacco passa addirittura in vantaggio, il gran destro di Carlos, il nuovo entrato, e questo è un bel gol del Caporiacco che tanto aveva sofferto nel primo tempo nella stessa porta in cui il Porcia si è mangiato di tutto, non si mangia niente Carlos, bacino alla traversa e Perone in gol. Subito la reazione del Porcia con questo destro che finisce a un palmo dal palo, Porcia che arriverà tante volte vicino al gol, qui si mangia un altro gol clamoroso la squadra del Tita da Pieve. Vediamo anche questa azione, sempre Porcia a provare l'1-1, qui il destro che finisce a un palmo ancora una volta dal palo, si è mangiata veramente l'impossibile, arriva poi il meritatissimo 1-1 che va stretto alla squadra del Tita da Pieve, 1-1 segnato da Fre, altro nuovo entrato, gol dalla panchina in questa partita sia per il Caporiacco che per il Porcia, qui tutto facile per Fre e adesso Porcia che vuole vincere la partita, inizierà un altro forcing, inizierà un'altra partita, qui Sirigu in profondità, un altro tentativo in contropiede, altro destro che sfiora il palo alla destra di Dallarche, non è l'ultima occasione però perché c'è anche questa a 1 metro dalla linea di porta, pallone che danza ma non entra, finisce 1-1. Torre Lignano, una bella partita, la squadra di Flaborea però interrompe la serie utile di 11 risultati positivi. Giordani subito all'inizio pericoloso con una magia, mentre Roman del Prete spara alto da buona posizione. Ancora Torre protagonista nei primi minuti assoluto, qui Urbanetto vicino al gol ma sbaglia. Attenzione al Lignano però che comincia a reagire con questa punizione, la bella uscita di Manzon. Panfili dalla distanza, impegna il portiere alla respinta, ma il pallone centrale è anche complice il terreno di gioco, la sfera resta lì, non può sbagliare Fagiani e infatti Matteo sigla il gol dell'1-0 a sorpresa, il Lignano in vantaggio in casa del Torre, secondo della classe. Poi Virgolini rischia il gol della domenica, ma nella ripresa riprende in mano la partita al Torre. Grandissimo gol di Roman del Prete, diagonale sinistro, non può nulla Gobbato. La squadra di Giordano riprende a macinare gioco e stavolta a trovare anche i gol, complice anche una deviazione. Giordani trova la rete del 2-1, sorpasso su un buon Lignano che quindi vede allontanarsi la zona playoff con questa sconfitta che invece tiene il Torre vicino alla capolista Cordenons. Un Lignano che ci prova fino alla fine, un buon Lignano abbiamo detto, ma questo Torre ha qualcosa in più per restare in alto e giocare il primato. Chiude De Zorzi, servito da un gran sinistro di Sgroi al 45esimo, colpo di testa che vale il definitivo 3-1. Il Torre vince con un buon calcio, giocando una bella partita, siglando dei gol davvero pregevoli. Peccato per un Lignano che ci ha provato, ha tenuto testa alla squadra. Si chiude con Flaborea che, beccato dai tifosi di casa, di certo non le manda a dire.
Un caloroso saluto dalla famiglia Zanutta Fadalti. Sì, ho detto proprio famiglia e oggi tutti voi siete invitati a farne parte. La ditta Zanutta Fadalti è leader nel settore del riscaldamento domestico e oggi vi proponiamo un'incredibile offerta per riscaldare la vostra casa con efficienza, professionalità ed un occhio al portafoglio. Le prime 30 persone che telefoneranno al numero in sovraimpressione, prenderanno un appuntamento e prenoteranno un qualsiasi macchinario della nostra linea a legna, stufa o camino, riceveranno immediatamente a casa un bancale di legna in omaggio che corrisponde circa a 10 quintali e un comodissimo e praticissimo aspiracenere. Tutta la merce verrà consegnata a casa vostra gratuitamente. Ma oggi, amici, per voi abbiamo un'offerta ancora più clamorosa. Le prime 30 persone che telefoneranno, prenoteranno un appuntamento e un qualsiasi macchinario della linea Godin, stufe o camini, avranno in omaggio 2 bancali di legna che corrispondono circa a 20 quintali e il trasporto del materiale sarà completamente gratuito. Ed ora, per chi cerca la praticità, è il momento di parlare delle stufe a pellet e a biomassa. Le prime 30 telefonate che prenderanno appuntamento e in seguito acquisteranno un qualsiasi prodotto della nostra linea pellet o biomassa riceveranno a casa 50 sacchi di pellet di abete gratuitamente ed in più verrà tutto recapitato a casa vostra senza spese aggiuntive di trasporto. Se qualcuno di voi non potesse o non volesse affrontare l'intera spesa in un unico pagamento, la Zanutta Fadalti vi propone dei comodissimi e praticissimi finanziamenti a tasso zero personalizzati. Credo sia difficile trovare un'altra azienda che vi può dare queste soluzioni a 360 gradi. Sopralluogo gratuito con tecnici specializzati entro 48 ore dalla vostra chiamata. Finanziamenti personalizzati secondo le vostre esigenze, qualità dei prodotti e assistenza post vendita. Quindi affrettatevi a chiamare, la nostra promozione è valida solo fino a fine febbraio. Chiamate, chiamate, chiamate! È il momento dell'eccellenza, una giornata che ha partorito poche reti, tanti i risultati che si sono chiusi sullo 0-0 e io adesso, visto che vi voglio bene, vi propongo una serie, un treno di servizi, tutti 0-0. Ci riguardiamo subito il pareggio del Tolmezzo con l'ISM che dopo 4 stop consecutivi ritorna a fare punti, ma dice che i carnici non stanno sicuramente attraversando un ottimo periodo. Il pareggio importante per la Gemonese a Muggia, una Gemonese un po' rimaneggiata, per il Muggia comunque un altro segnale che cerca ancora di muovere la classifica. È un pareggio, quello tra Manzanese e Cernismuzzane, che a detta anche del Messaggero non serve a nessuno, un punto che non serve perché queste due squadre ormai hanno solo bisogno di vincere, questo era uno scontro diretto e non ha partorito una vittoria, insomma un pareggio che non aiuta, anche se la Manzanese, come vedrete, ha avuto più occasioni. 3-0-0, vediamo queste immagini. Continua il momento positivo del Muggia che limita allo 0-0 la Gemonese di Pino Cortiula. Le immagini girate da Rossella a Polonio ci portano appunto a Muggia. Siamo in eccellenza, finirà 0-0 tra Muggia e Gemonese. Gemonese che va subito vicino al gol in avvio, mischia pazzesca davanti al portiere del Muggia, pallone che però non riesce a essere deviato. Ci prova anche il Muggia con questo destro di male, destro che esce come il suo cognome, e in palla però il Muggia, in palla soprattutto Sain, prova questo sinistro che non va lontano dai pali della porta difesa da Tusini, e allora ancora Muggia ci prova questa volta dalla distanza con un'azione insistita, poi arriva questo destro, è una bomba, pallone che però non si abbassa a sufficienza, si continua a far vedere la Gemonese, questa volta il cross alla sinistra di Carnielutti, pallone che esce dall'area di rigore, poi arriva il destro debole dalla distanza, nessun problema per Jugovac, il portiere del Muggia che reclamerà poi per un fallo di mano in area di rigore di De Baronio. Giudicate voi se la mano di De Baronio è attaccata al corpo, il movimento è congruo oppure no. Muggia che
inizierà poi a soffrire De Baron proprio in avanti verso Carnelutti, finisce a terra travolto da Jugovac, anche attimi di paura perché non si muove il giocatore della Gemonese, poi per fortuna si muove, l'arbitro chiama velocemente i soccorsi, ci prova su punizione ancora la Gemonese, pallone che non entra, Sibila alla sinistra di Jugovac, ancora Gemonese, meglio nel secondo tempo che prova a vincere la partita, qui avrà la più grande occasione per farlo con Cadò, e battuto Jugovac, il pallone però non trova la porta, finisce sulla rete di recinzione dello stadio del Muggia che allora metterà di nuovo il naso in avanti con questa percussione, il destro con i piedi, il portiere della Gemonese, poi una seconda volta il Muggia dà l'illusione del gol, pallone che in realtà però non entra e quindi si rimane sullo 0-0, l'ultima occasione è ancora per la Gemonese ma non entra, finisce a reti inviolate. Un altro 0-0, quello tra Tolmezzo e ISM Gradisca, ma almeno per la prima volta in 4 partite il Tolmezzo non perde, riesce a prendersi perlomeno un punto, inizia meglio però l'ISM con questa parata di Nardoni che si rivelerà decisiva per il risultato. Tolmezzo che poi protesterà nella ripresa per un fallo di mano in area di rigore dell'ISM Gradisca, troppo difficile però sinceramente giudicare ravvicinato il contrasto sul primo palo, difficile prendere una posizione. ISM che poi nel finale metterà ancora paura al Tolmezzo, sarà ancora una volta Nardoni a distendersi sulla sua destra, poi evitato anche il tapping, finisce 0-0. Anche il match clue della giornata di eccellenza non regala gol, finisce 0-0 tra Charlins Muzzane e Manzanese, la prima occasione per il Charlins Muzzane con questa imbucata, il colpo di testa però mancato all'altezza del dischetto del rigore, replica poi la Manzanese che sciuperà tante occasioni in questa partita, qui c'è il destro che esce però ciabattato con il portiere del Charlins Muzzane, facilitato dal destro che è uscito male, e poi quest'altro tentativo con il pallone che finisce alto sulla traversa per la Manzanese che gioca meglio del Charlins Muzzane. Qui c'è il cross al centro e poi il tentativo che però non va a buon fine anche per l'uscita del portiere del Charlins Muzzane. Secondo tempo stesso copione, sempre Manzanese, qui si lamenta anche per un fallo di mano il Charlins Muzzane, un primo tentativo, pallone che rimane vivo e quindi può essere rimesso verso l'area di rigore, e qui c'è un'azione da rivedere perché finisce a terra un giocatore della Manzanese. Abbiamo il replay, potete giudicare voi se c'è o meno la trattenuta del difensore del Charlins Muzzane, non protesterà neanche poi più di tanto alla Manzanese che continua a macinare gioco però non raccoglie poi i frutti. Il sinistro alto qui da ottima posizione, non ci sarebbe arrivato probabilmente il portiere del Charlins Muzzane. Ancora Manzanese in contropiede, gioca bene la squadra in maglia orange ma come detto non raccoglierà assolutamente niente, e allora rischia di arrivare quasi la beffa con Tomada da 2 passi, non riesce a centrare la porta l'attaccante che era vicino in estate al trasferimento al Tamaia, al salto in Serie D, e allora lo 0-0 è scritto. Questo cross dice tutto sul forcing finale della Manzanese, finisce a reti bianche. E restando un attimo in tema manzanese, ieri alla trasmissione A Tutto Campo era nostro ospite il mister Luca Lugnan, che ha parlato della stagione della sua Manzanese, è stato molto obiettivo, molto sincero, ma dice: questa settimana noi ci giochiamo molto, nessuno deve stare tranquillo, la mia Manzanese sta crescendo, dopo avergli dato un voto finora insufficiente per questo campionato. Analizza la stagione e parla del futuro della sua squadra, Luca Lugnan, in questo stralcio di trasmissione. Questa stagione è stata sottotono fino a un certo punto, perché se è stata sottotono secondo lei? Ma nel girone d'andata abbiamo avuto una crisi di risultati, perché noi le nostre prestazioni le abbiamo sempre fatte. Abbiamo perso delle partite al 90esimo, pareggiate come a San Luigi, perse in casa con lo stesso Charlins, vincevamo 2-0, abbiamo perso 3-2. E abbiamo perso anche di misura altre partite dove non meritavamo sicuramente. È chiaro che dal mercato di riparazione siamo usciti con 3 innesti importanti, perché Clemente, Bonoconto e Sturm ci hanno dato un po' la spina dorsale e hanno raddrizzato un po' dal punto di vista tecnico questa squadra che era troppo particolarmente giovane. Adesso stiamo facendo bene, veniamo da 6 risultati utili di fila, stiamo esprimendo un buon calcio e credo che le condizioni climatiche in questo momento non ci aiutino, perché i campi pesanti noi siamo
a noi piace giocare la palla e facciamo più fatica. Nei play-out dobbiamo lottare per venire fuori il più presto possibile. Abbiamo 2 grosse occasioni questa settimana perché 13° si aspetta un segnale adesso. Potrebbe cambiare completamente la storia della Manzanese da qui in avanti. Mercoledì tocchiamo ferro, battiamo il 13°, andiamo 4 punti dal 13° stesso, quindi hanno poco da stare tranquilli tutti lì. Fin qua, mi dia un voto al suo campionato, della sua Manzanese. Il nostro campionato? Sì. 5. 5, ok. E adesso cominciamo a vedere anche i gol, perché ci sono stati in questa giornata di eccellenza. Uno, quello tra San Luigi e Azzanese, un bel gol tra l'altro su punizione di Donis, e invece i 3 del Chions. La marcia del Chions riparte col tris, si era un po' interrotta questa marcia, addirittura erano stati 6 gli stop del Chions nell'ultimo periodo, 6 giornate senza vittorie per la squadra di Vittore. Ricomincia con 3 reti targate Francescuto, Paciulli e Vritz, una vittoria che dà morale anche in vista della sfida di mercoledì, in Coppa Italia, prima del triangolare contro i trentini del Mori Santo Stefano. Vediamo allora il gol di Nonis che decide la gara a Trieste col San Luigi per l'Azzanese, poi il tris del Chions. Vince l'Azzanese sul campo del San Luigi a Trieste, deciderà una splendida punizione di Renzo Nonis, la grande punizione del numero 8 dell'Azzanese, vale i 3 punti. La prima occasione però è per il San Luigi, con il colpo di testa di Sessi che non trova la porta, poi Nonis che scalda il piede destro, questa volta il destro è debole e facile per Aiello. Eccola qua, la punizione da 3 punti di Nonis, la tocca Aiello, non può farci niente, però il pallone entra lo stesso sul primo palo a scavalcare la barriera. Una pittura di Nonis che vale i 3 punti per l'Azzanese, l'esultanza della squadra di Giordano. Nel secondo tempo prova anche a ripetersi Nonis, pallone che questa volta sorvola la traversa sulla testa di Aiello. Allora la reazione del San Luigi che se ne va sulla destra, qui il destro viene murato con la compartecipazione anche di Gorgato. Ancora San Luigi, e questa è l'azione che porterà all'espulsione di Fier. Azzanese che finisce anche in 10 uomini, dovrà soffrire fino alla fine per portare a casa i 3 punti. La gomitata gli vale però il doppio giallo, non il rosso diretto, e allora deve approfittare il San Luigi qui con un destro debole, però non ce la fa. È clamorosa invece l'occasione che capita sul finale a Del Zotto, alla porta spalancata, colpisce male di testa, finisce alto il pallone e allora non c'è più tempo. In 10 per l'espulsione di Fier, l'Azzanese guadagna una preziosissima vittoria esterna, 1-0 al San Luigi. In attesa delle fasi finali della Coppa Italia, il Chions intanto, per non sbagliarsi, regola 3-0 il Rivignano. Segnano Francescuto, Paciulli e Vritz, ma succede di tutto sul campo del Chions. Sicuramente la partita più bella della giornata di eccellenza. Va subito in gol il Chions con Paciulli, ma c'è la posizione di fuorigioco, il braccio alzato dell'arbitro, si lamenta Paciulli. Arriverà però di lì a poco l'1-0, la punizione di Candussio. Francescuto una volta, la seconda è quella buona, non perfetta. Qui Cristin, tutt'altro che perfetta invece la difesa del Rivignano, assolutamente immobile, addormentata la retroguardia dei nerazzurri, ed è l'1-0 per il Chions. Il Rivignano però si scuote, non ci sta a prestare il fianco, parte un gran sinistro qui che deve controllare il portiere del Chions. Arriva però la reazione ancora una volta della squadra di Pino Vittore con Paciulli di testa, però ne finisce fuori di testa anche il Rivignano, che va a segnare con Varutti. In realtà c'è fuori gioco anche in questo caso, gol annullato. E allora dall'altra parte, partita bellissima, Volpatti ipnotizzato da Cristin, non molla però il Rivignano, non muore mai. Qui Collinassi prova il tentativo di testa, pallone che si impenna e finisce alto sulla traversa della porta difesa dal portiere del Chions. Qui il grande numero poi di Alberti, questa volta deve impegnarsi Cristin, ce la fa ad evitare il 2-0 del Chions. Rimane sempre aggrappato alla partita il Rivignano, qui è bravo Peruc a sventare il calcio di punizione, ci proverà anche una seconda volta la squadra in maglia nerazzurra. Questo è un gol però sbagliato, Peruc si ritrova il pallone direttamente tra le braccia. Secondo tempo che si apre sempre con il Rivignano e sempre con Varutti, che trova però un grande Peruc, si supera qui il portiere del Chions. Solo Rivignano però in questa fase, pallone che si impenna, arriva in area di rigore, poi arriva anche al limite la gran botta, ancora una volta Peruc la blocca in 2 tempi, la fa sua, e allora il Chions letale, pallone alle spalle della difesa, questa volta Paciulli è in
posizione regolare del diagonale sul secondo palo che batte Cristine, fa 2-0 per il Chions, non aspetta nemmeno che il pallone si posi a terra. Daniel Paciulli segna il gol del 2-0, l'eroe della Coppa Italia, della finale di Coppa Italia contro il Cras, e allora piovono guai per il Rivignano. Rimane in 10 la squadra di Corosu. Espulso Collinassi, doppio giallo, il fallo su Paciulli. Dalla punizione che ha generato il rosso arriverà anche un calcio di rigore per un fallo di mano della barriera del Rivignano, fallo di mano che possiamo intravedere da queste immagini, dal dischetto. Va Vritz e fa, come possiamo vedere, 3-0 per il Chions, mette in ghiaccio la partita, l'esultanza rabbiosa di Vritz, quella invece festosa degli ultra del Chions, festosa e rumorosa al 3-0. La partita è in ghiaccio, diciamo, piovono guai per il Rivignano, li fa piovere anche con questo intervento disgraziato Belleri. Rivignano in 9, la partita è virtualmente finita qui, è finita, anche secondo l'arbitro finisce 3-0 per il Chions. E proprio parlando di Chions, vi ricordo, mercoledì, fra 2 giorni, 12 febbraio, altro mercoledì in diretta di FVG Sport Channel, si partirà proprio con la diretta della gara di Coppa Italia del Chions, visibile sia su streaming, collegandosi al sito fvgsportchannel.com, sia sul nostro canale, sul 113. Aprirà la gara di Coppa Italia questa giornata, che poi è dedicata ai recuperi, e come vedete anche dalla grafica ci sarà anche San Daniele Fontanafredda che proporremo, che dovrà rispondere al Cras che gioca nel pomeriggio, la squadra rossonera, e poi la sera 20:30 in collegamento in diretta da Flaibano, e noi in studio commenteremo la giornata e tutti i risultati aggiornati in tempo reale. Un altro mercoledì da non perdere, un servizio importante davvero a tutto campo sul calcio dilettanti. E chiudiamo con l'eccellenza. Il Cras conferma il primato anche a Tricesimo, padrone a Tricesimo, dice il Messaggero Veneto. La capolista, cara al poker, vince 4-1. Vediamo delle immagini che abbiamo recuperato di questa sfida, vediamo soprattutto le reti del Cras con Knežević, poi il diagonale destro di Capalbo. Mentre il Tricesimo aveva accorciato a un croato, poi la partita si è chiusa con Zlogar, che subito nel primo tempo aveva messo le cose in chiaro, 3-1 nel primo tempo, e poi nella ripresa il gol di testa siglato da Knežević. Ma come potete vedere, insomma, oltre ai gol, noi sottolineiamo come nascono il primo e il quarto gol, con un Corvaglia strepitoso. Va via in dribbling e serve un pallone al bacio per Knežević in occasione del primo gol, va via in dribbling e apre per Spetic, che poi crosserà per Knežević nell'occasione del quarto gol. Ecco, un Corvaglia così è un giocatore importantissimo, e quando gioca così, quando sta così, è il miglior giocatore dell'eccellenza, a nostro avviso. Insomma, fa quelle cose che per esempio l'anno scorso faceva Totò a Campora per il Monfalcone, per intenderci. Ecco, se il Cras si affida a un Corvaglia, insomma, noi vediamo sempre più favorita davvero la squadra di Rupi in Grande. Anche perché a Fontanafredda, che ha vinto 1-0, una gara non facile con Lumignaco grazie a un rigore di Tonizzo, al Fontanafredda manca al momento quel leader offensivo che trascina. Grotto ha perso un po' di continuità, Roman Del Prete non è inutile negarlo, non è lo stesso Roman Del Prete della scorsa stagione, quindi se a Cras ci sono i gol di Knežević, ma soprattutto la continuità di Corvaglia, beh, allora il campionato comincia a essere indirizzato. Ne sapremo di più mercoledì con un altro turno interessante, Cras Virtus Corno pomeriggio, e poi alle 18 San Daniele Fontanafredda, un turno importante perché le due capolista giocano con due squadre che stanno guardando da vicino ormai la zona playoff. Il San Daniele c'è sempre stato dentro, la Virtus Corno è rientrata. Abbiamo visto le immagini e i gol di questo Cras che conferma il primato a Tricesimo, abbiamo visto appunto le giocate di Corvaglia e soci. È il momento di sentire, per quanto riguarda l'eccellenza, i promossi e bocciati di Federico Francioni ieri era tutto campo. Ho seguito, grazie a voi, anche la partita col Fontanafredda, dove secondo me c'è stata una sola squadra in campo,
Il CRAS pian pianino sta venendo fuori perché indubbiamente è la squadra più forte del campionato sulla carta. Ora finalmente stanno cominciando anche a dimostrarlo sul campo che sono davvero la squadra più forte. Quindi tra i miei promossi ci metto il CRAS perché queste due partite sta dando continuità e penso che adesso abbia preso la strada giusta per arrivare fino in fondo senza intoppi. Bocciati? Ma Bocciati, boccio Rivignano perché purtroppo insomma, non vedo segnali di ripresa, vedo nervosismo perché so che oggi hanno finito in 9 con 2 espulsi. Dico metto nei bocciati, lo devo mettere anche se non fa parte dell'eccellenza, la San Vitese e il Tamai. E prima di entrare nel capitolo Serie D, chiudendo la parentesi dilettanti, abbiamo sentito promossi e bocciati in quanto squadre, con un ultimo appunto proprio sulla Serie D di cui parleremo adesso, i singoli scelti da Antonino De Blasi, i top di questa settimana sceglie Spetic del CRAS, anche se io ripeto, l'avrete capito, questa settimana avrei scelto Corvaglia, però queste sono le decisioni di Antonino De Blasi, sceglie appunto Spetic, Candussio del Chions e Nonis dell'Azzanese, decisivo con San Luigi. Per quanto riguarda i giovani, Tavgui del CRAS, Miani della Manzanese che continua a mostrare belle cose, anche ieri ne ha parlato Lugnan in trasmissione, poi Ciotola del Tolmezzo, un nome nuovo all'interno della squadra Carrica. Questi quindi i migliori singoli proposti in questo weekend dilettantistico, ma adesso è il momento di parlare di Serie D. Serie D che andrà questa settimana, ci porterà verso un derby importante che è quello tra Monfalcone e Triestina. L'UFM ci arriva dopo un pareggio 1-1 col Belluno, in trasferta non facile, in rimonta, non si arrende l'UFM, dice il piccolo, recupera il Belluno e fa un pareggio d'oro, giocando anche un ottimo calcio, ha deciso Cudiccio con questo gol che firma l'1-1, un punticino buono per la truppa di Zoratti, mentre dall'altra parte arriverà una Triestina che a forza 6, come dice il piccolo, dà un calcio alla crisi, perché la Triestina era davvero in crisi di risultati, ma batte il Montabelluna 6-2 con i gol di Godea, Zetto, Bussi e la tripletta di Sessolo che per la prima volta conquista il Rocco e ritorna a fare il bomber per davvero. Una vittoria importante quella della Triestina, e poi domenica ci sarà il derby che noi seguiremo con grande attenzione. Domenica sera immagini e approfondimenti con ospiti proprio su questa sfida della Serie D che deve dire qualcosa. La Triestina uscirà definitivamente e si allontanerà dalla zona play-out, oppure ci sarà uno scatto poderoso del Monfalcone. Insomma, partita da non perdere, ma prima vediamoci i 6 gol di una super Triestina. I tifosi ricordano Stefano Furlan a 30 anni dalla sua tragica scomparsa. Lo fanno con uno striscione e la Triestina, su un campo pesantissimo, si ritrova ispirata, potendo così dedicare 6 gol all'indimenticato tifoso. Vantaggio con Sessolo, servito alla perfezione con un assist al bacio di Godeas. 1-0, siamo al quarto d'ora. Poi il raddoppio è un capolavoro di Zetto, conclusione col destro dalla distanza, pallone nel 7, esultano i suoi compagni e lo abbracciano, 2-0, accorcia il Montebelluna con il rigore procurato e siglato da Ogunseie, ma la Triestina trova subito il tris, mantenendo a +2 le distanze. Sbaglia il tiro Sessolo, ma diventa un assist per Godeas ed è il gol 3-1. Poi Sessolo nella ripresa, ancora di testa servito da Bussi, sigla il poker. È una Triestina che continua a giocare, a passeggiare sul Montebelluna. Una gran giocata di Bussi porta al quinto gol e c'è tempo anche per un rigore sbagliato da Godeas che poi servirà Sessolo per il definitivo 6-2 degli alabardati, che tornano per una volta spettacolari. Marco Grus
Grusti, una novità a lunedì in gol. Ciao Massimo, ciao Massimo. Una novità, di solito occupo completamente la scena io stavolta la divido perché dobbiamo parlare di Serie D. Abbiamo appena visto le immagini a Triestina, allora approfitto con Marco per sapere anche un po' le ultime novità. Domani alle 20 c'è tutto campo Serie D, ne parlerai tu, andrai a approfondire, però parliamo un attimo del Tamai rapidamente, tanto ancora Gazzettino, la rassegna stampa, Sacilesi annichilisce il Tamai, ecco, 5-0 pesante. Marco, Serie D le ultime sul Tamai che si possono sapere? Le ultime sul Tamai riguardano proprio questi minuti, mentre sta andando in onda la puntata c'è un incontro che sarà l'incontro decisivo, l'abbiamo detto tante volte, questa volta probabilmente ci siamo davvero, sono le ore decisive per il futuro del Tamai, della società ma soprattutto del tecnico Gianluca Birtig. In questo momento le redini sono tutte in mano al presidente Verardo, al presidente del Tamai, deciderà praticamente solo lui, è riunito il consiglio come fanno a Tamai ogni volta che il Tamai gioca in casa. Questa volta però non è una riunione ordinaria, come detto, si gioca il futuro di Birtig, attenzione però perché si gioca il futuro di Birtig ma non solo, o salta Birtig o salta un buon numero di giocatori, c'è il rischio che qualcosa rischi, scusate il gioco di parole, anche il direttore sportivo, la squadra l'ha fatta lui e quindi sul piatto ormai c'è di tutto, l'imputato principale però è Gianluca Birtig, oggi o è sì o è no. Un separato in casa l'ho definito il Gazzettino, Birtig, insomma una situazione un po' complicata a Tamai, le colpe secondo me sono di tutti Marco, però qualcuno pagherà, la tua sensazione qual è? Ma ha fatto bene il Gazzettino innanzitutto a dire Birtig un separato in casa, purtroppo è vero, non c'è solo il problema di Simone Motta, problema che è esploso nella partita contro la Sacilese di ieri, giocatore sostituito nei primi minuti del primo tempo, è uscito senza dare la mano al tecnico, c'è stato un colloquio tra Motta e Birtig. I due però sono rimasti sulle stesse posizioni di prima, ecco allora non ci sorprendiamo se poi Motta deciderà probabilmente di non indossare più la casacca rossa del Tamai, abbiamo capito perché non c'è solo Motta, c'è uno spogliatoio che non segue più molto probabilmente il suo allenatore e a questo punto, ecco se deve pagare qualcuno probabilmente pagherà Gianluca Birtig, anche perché una scossa Massimo non vedo da dove possa arrivare in questo momento. Ok, domani naturalmente ci penserai tu ad approfondire perché sarà il tema, penso la notizia arriverà dopo la nostra trasmissione, sta arrivando in pratica la notizia di quello che accadrà in casa Tamai, non so se poi anche stavolta resterà tutto fermo, no? Non so quanto sia possibile francamente Marco. Ma c'è la sensazione che fermo questa volta non resterà, dovesse essere veramente confermato Gianluca Birtig, ecco che allora si muoverà qualcos'altro all'interno della società, all'interno della squadra sicuramente. Non vale la famosa frase del Gattopardo perché tutto cambi, nulla deve cambiare. Assolutamente no, anche perché se nulla cambia in questo momento è eccellenza per il Tamai. Ecco appunto. Marco Grusti, domani è tutto campo Serie D per parlare della crisi del Tamai e poi si continua sulla lotta Pordenone-Marano. Ieri hai commentato il Pordenone, dice il Messaggero Veneto, il Pordenone non molla e scaccia la paura con un gol di Matteus. Insomma, è il momento di vedere questo servizio. Ne approfitto Massimo, però prima di lanciare il servizio per annunciare, c'è un 99% di possibilità, ma ormai praticamente ci siamo, Marano-Pordenone sarà in anticipo il sabato per tutti gli appassionati, grandissima opportunità. E dopo sentiremo anche proprio su questione anticipi Lovisa che è intervenuto ieri. Grazie a Marco Grusti, proprio lui ha raccontato Pordenone in un ripa. Servizio interviste. Non basta correre, non basta non aver praticamente mai perso, non basta più. Oggi, e sembra incredibile, è il momento peggiore del Pordenone, di un grandissimo Pordenone. Massimo svantaggio, Marano in fuga da ieri e Pordenone da inventare. In più c'è l'Union Ripa che da un po' corre velocissimo e vincere non basta, ma non vincere vorrebbe dire forse basta. Adesso il taglio di Nichele a cercare direttamente Berzotti, può andare al cross di prima intenzione proprio verso McCann che colpisce il palo esterno, il pallone finisce fuori, la prima grande occasione per il Pordenone al secondo minuto e 24 secondi e Dennis McCann subito sul primo palo ad aggredire il primo palo, ha toccato con il destro, pallone che ha scheggiato il palo, non ci sarebbe stato niente da fare per De Carli. Parte il lancio di Nichele a cercare Zanardo dalla parte opposta, pallone telecomandato, Zanardo linea di fondo, prova il dribbling e poi il cross con il sinistro, McCann di testa, colpisce debolmente, questa è un'occasione fallita dal Pordenone, poteva fare meglio qui Dennis McCann. Sulla sinistra per Berzotti, adesso ricomincia a giocare bene il Pordenone, Berzotti prova a puntare il fondo, mette un pallone verso McCann, diventa buono per Zanardo, deve uscire dalla rete di rigore, poi Matteos, altissimo con il destro, adesso Pordenone che è tornato a portare pericoli alla porta di De Carli.
Adesso il lancio è da parte dell'Unione Ripa con Tomasi, poi Brotto che prova da lontanissimo, traversa pazzesca, pallone che rimane in campo, lo controlla Careri, fulminea, era leggermente fuori dai pali Careri, ma ci stava, erano 35 metri al 27esimo. Ci pensa un attimo, poi controlla il piazzamento dei suoi compagni, va Zanardo sul secondo palo per Maccano, l'uscita ancora, Oliveira, prone sul sinistro, Oliveira, c'è un fallo fischiato dall'arbitro, non vale, non si può nemmeno parlare di gol annullato, mentre c'è anche il giallo per Nichele per proteste. Giallo per Nichele per proteste, aveva messo dentro il suo primo gol in maglia nero-verde Oliveira, non vale. Zanardo, attaccato alto da De Checchi, va in area di rigore Zanardo, un pallone che taglia tutta l'area piccola, finisce però direttamente sul fondo. Non c'è arrivato nessuno, 27 sul cronometro, non si sblocca, Pordenone, Union Ripa. E poi Mateos alza un altro pallone verso Oliveira, con lo stop provava a prendere il tempo a De Bon, ce la fa, il cross basso, arriva Antoniol a mettere il pallone in calcio d'angolo per il Pordenone. Attenzione alle palle inattive, provvidenziale ancora una volta l'intervento in chiusura di Antoniol. Va Oliveira dalla bandierina, è tagliato verso il portiere e arriva un clamoroso gol del Pordenone, ha segnato Mateos, il Pordenone in vantaggio, l'ha toccata quasi per caso, Mateos è uscito male, errore di De Carli, il Pordenone passa nel modo più incredibile, 28esimo, sembrava durissima e adesso il Pordenone è avanti ed è di nuovo a -2 dal Marano, il gol di Mateos, primo gol di Marcelo Mateos con la maglia del Pordenone. Bisogna tenere il pallone, 48-50, finisce qui, il Pordenone mette una pietra fondamentale in quella che ormai è la rincorsa al Marano, decide Marcelo Mateos, una partita difficilissima da interpretare, vittoria di granito del Pordenone e adesso si aspetta la trasferta contro il San Paolo Padova, sempre più vicini allo scontro contro il Marano che è sopra di 2 ma non sopra di 5 e questo basta e avanza per ora. Ha girato una partita che ormai sembrava indirizzata verso uno 0-0 e ha girato ancora una volta su un calcio piazzato con un po' di fortuna, con quello che è, però si è messa una bella pietra perché andare a -4 al Marano sarebbe stato significativo, non decisivo ma significativo. Ma parlando della partita, sicuramente è stata una partita dove abbiamo giocato secondo me contro una delle squadre più in forma di questo periodo, non ci lasciava spazio, non ci faceva giocare, il metodo di aspettare, il metodo di avere la grande pazienza e di punire nel momento giusto, poi è chiaro che bisogna avere anche quella fortuna, però complimenti ai ragazzi perché vincere oggi contro il Ripa non era facile, tenendo anche presente, se vogliamo, il risultato in anticipo di ieri e quindi, se vogliamo, l'aspetto psicologico poteva fare un po' da padrona. La nostra diretta concorrente sicuramente, non nascondo che sono bravi anche loro, perché fare tutti questi punti, tutte queste vittorie domenica dopo domenica non è facile, però deve fare i conti con noi. Eccoci qua con il match winner di oggi, Marcelo Mateos, primo gol con la maglia del Pordenone, rischia di essere uno dei più importanti della stagione intera. Oggi era una partita difficile, era importante fare risultato in qualsiasi modo. Partita difficile perché mancavano 3 dei nostri giocatori più importanti, partita difficile perché il campo purtroppo non ci ha permesso di giocare il calcio che il Pordenone può giocare e partita difficile perché sapevamo del risultato dei nostri avversari diretti. Pesa un po' sulla testa questa marcia del Marano che non finisce più? Ma se pesa nella testa sbagliamo perché l'unico modo per fare risultato è pensare a noi stessi e non guardare gli altri. Se iniziamo a farci condizionare dai risultati del Marano facciamo ancora più fatica, la testa deve essere libera, non ci devono essere ansie perché con l'ansia non si vince mai. Raccontacelo il gol perché non si è capito benissimo, un rimpallo, l'uscita del portiere. È stata una gran palla di Diego e io ho messo la gamba, l'ho presa col ginocchio e è entrata dentro. Non ho visto bene il portiere come è uscito, non è uscito, so che la palla è andata dentro, l'importante è quello. E prima di chiudere il capitolo Pordenone, ieri era tutto campo, è intervenuto con una telefonata il presidente Mauro Lovisa per parlare di questa lotta col Marano, sottolineando come gli anticipi in questo particolare campionato sarebbe meglio evitarli. Proprio il Presidente ha detto: lo chiederemo espressamente alla Lega, sarà mia premura contattare il Presidente Tavecchio, vedremo
quali risposte arriveranno alla federazione, mentre il Marano pare però andare ad anticipare proprio sabato la gara col Trissino. Insomma, è vero, in un campionato così equilibrato essere sempre alla conoscenza del risultato non è il massimo. Noi pensiamo che in Serie D dovrebbe esserci la contemporaneità, dovrebbe essere la federazione, la Lega Nazionale Dilettanti a fissare gli anticipi e solo in accordo con l'accordo delle società in caso di gare ininfluenti in un certo periodo del campionato per quanto riguarda la classifica. Questa è la nostra personale opinione, ma sentite anche Lovise, è stato chiaro su questa questione anticipi. Uno stralcio della trasmissione di ieri, l'intervento del presidente del Pordenone. Condivido quello che dice Fornasier, nel senso che gli episodi danno ragione a loro, perché se voi vedete la partita che hanno vinto a Sacile, uno rinvia la palla, prende sullo stinco, fa un assist della Madonna e vincono la gara. Con Ripa sono sotto 2 gol, vincono al 94esimo. Ieri, primo tempo, in mezzo a Corona ha avuto 2 grandi occasioni e al 92esimo fanno gol. Quindi, però io credo che il lavoro paghi di più che non la buona sorte, quindi sono convinto. Poi per quanto riguarda, io domani parlerò con Tavecchio, e adesso fino alla fine non si facciano più né anticipi né posticipi, oppure si fanno insieme, in modo che non c'è niente da dire, si gioca per strari, in modo che sia regolare. Poi non commento oggi, non so se avete visto su Veneto Gol tutti i commenti che con San Paolo hanno giocato 8 fuori quota, io lascio stare quelle cose là, però voglio che si giochi contrariamente, in modo che il campionato è trasparente e corretto, non ci siano, io credo molto nel lavoro e quindi non voglio essere preso in giro da nessuno. Bene, ci fermiamo qua, trasmissione ricca di contenuti e immagini. Grazie come sempre per averci seguito, questo è stato lunedì in gol, le reti, le emozioni, l'approfondimento del calcio dilettanti che torna mercoledì a partire dalle 14:30, un'altra grande giornata in diretta. Un po' prima delle 14:30 vi aspetto perché daremo la linea dallo studio e apriremo la giornata collegandoci a Chions per la prima gara del triangolare di Coppa Italia Dilettanti, Chions Mori Santo Stefano. Un'altra giornata da non perdere su FUG Sport Channel, il calcio dilettanti è solo sul 113. Ciao!